Family Care è un'agenzia per il lavoro e ci occupiamo principalmente dell'assunzione di personale domestico per conto delle famiglie. Quindi in particolar modo assumiamo assistenti familiari e sgraviamo le famiglie da qualsiasi incombenza burocratica e amministrativa. Siamo a Varese, in via Carrobbio numero 15. Potete contattarci al nostro numero di telefono o inviandoci una mail. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Oggi lunedì 19 giugno. A Sommalombardo, operaio folgorato in un cantiere. È gravissimo il 33enne che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese. L'infortunio sul lavoro è accaduto verso le 16 in via Briante, quando il muratore è rimasto folgorato mentre stava lavorando in un cantiere. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. L'uomo ha riportato diverse ferite, trauma cranico, trauma alla schiena, ustioni di secondo grado alle mani. Al momento è stato affidato alle cure dei medici dell'ospedale di Circolo di Varese. Nelle prossime ore probabilmente il cantiere sarà posto sotto sequestro. E continuiamo con la cronaca. Rischia di provocare un incidente e si prende un pugno in faccia. L'incidente è stato sfiorato sul Sempione, dove venerdì scorso un automobilista ha urtato la ruota della bicicletta di un ragazzo che stava attraversando la statale insieme al padre e al fratello. Il ragazzo non è caduto e nessuno si è fatto male, ma il padre del ciclista ha perso le staffe e dopo aver affrontato l'automobilista lo ha colpito con un pugno al volto. L'aggressione è avvenuta in territorio di Nerviano, all'altezza della chiesa della Collorina, dove appunto c'è il passaggio della pista ciclabile che costeggia il canale Villoresi. Subito sul posto si sono precipitate le pattuglie del Comando Unico di Polizia Locale di Nerviano e di Pogliano Milanese, che hanno provveduto a dare il via alle ricerche per identificare il padre del ragazzo. L'uomo è stato raggiunto dopo una breve indagine e adesso spetta all'automobilista decidere se querelarlo per lesioni oppure se lasciar perdere. E ora ci spostiamo a Cassano Valcuvia, dove dopo le violenze dei giorni scorsi la polemica si è fatta feroce. Il punto di Massimiliano Martini. L'esplosione di violenza a Cassano Valcuvia, con il coinvolgimento dei minori extracomunitari della comunità insediata nell'ex Eremo, non ha lasciato indifferente il presidente della provincia Marco Magrini, in passato sindaco proprio di Cassano, il quale già nel 2018, da primo cittadino appunto, aveva espresso forti dubbi sul posizionamento in un piccolo e tranquillo borgo di una comunità di questo genere. Il caso è scoppiato con la zuffa di sabato pomeriggio in piazza, dopo la lite tra un ragazzo senza biglietto e l'autista del bus, poi difeso dagli abitanti del paese, affrontati da una ventina di giovani con bastoni e cinghie. Il sindaco Serena Barea ha manifestato la propria preoccupazione, chiedendo che le autorità trovino una soluzione rapida e definitiva. E la questione è stata al centro di un colloquio tra lo stesso Magrini e il prefetto Salvatore Pasquariello. Serve un intervento immediato, Cassano non può essere lasciata sola, dice il numero 1 della provincia. Sul tema caldo è intervenuto anche il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Pellicini, che ha parlato di bomba a orologeria, dicendosi favorevole alla chiusura della struttura per motivi di ordine pubblico. A Busto, rappresentazione teatrale pro detenuti. Ne hanno partecipato il sindaco Emanuele Antonelli e l'ex plenipotenziario di Forza Italia di Varese, Nino Caianiello. Allora, sindaco, un'emozione a caldo subito dopo questa interpretazione particolare. Ma sì, è stata una cosa molto bella, poi il fine chiaramente è importantissimo, dare una mano alle persone che hanno bisogno, in questo caso stiamo parlando di chi è soggiornato o soggiorna alla casa circondariale, per cui è una cosa molto bella. Come dicevo prima, sono persone che hanno bisogno, anche una volta uscite, di essere introdotte nella società e questo è un mezzo, è un sistema. Per cui complimenti veramente a tutta la compagnia, a tutti questi che insegnano a recitare e devo dire che lo fanno molto bene, è stato un bellissimo spettacolo. Allora, appena sceso dal palco, com'è stata questa esperienza teatrale? Beh, impegnativa, bella, devo dire che è stata entusiasmante perché il clima, il gruppo, si rivive quello che può essere lo stare insieme, la socialità, anche riconoscendo i sacrifici di chi organizza queste cose, la Sara, l'Elisa, Cooperativo Blo hanno fatto un gran lavoro. Quando Umberto Bossi componeva le sue poesie, spesso le appuntava su fogli tenuti in disordine nella borsa. Negli anni quei testi hanno caratterizzato gli auguri di Natale padani del fondatore della Lega Nord e sono stati poi raccolti anche in un opuscolo da Giuseppe Baiocchi, ex direttore della Padania.
Ora quei componimenti in dialetto lombardo rimbalzano sui social, rilanciati soprattutto dai sostenitori del Senatur, oggi 81enne. Sentimento, dolore, vita, morte, fra gli anni 70 e 80 i temi dei versi di Bossi, realizzati quando nasceva anche l'impegno politico e la missione autonomista e affiancati anche da una coscienza ambientalista. Su pralpina.it tutti i particolari sulla riscoperta del Bossi poeta. Per il prossimo servizio torniamo a ieri ai festeggiamenti dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio per i loro 70 anni. Il servizio di Veronica De Riu, le immagini di Agenzia Blitz. Ha celebrato 70 anni di impegno l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco domenica 18 giugno. I festeggiamenti si sono svolti tra segni di riconoscenza, benemerenze, giochi e la scalata del campanile di Santa Maria di Busto Arsizio. Ma non è stato solo il momento della festa. Le celebrazioni con il mondo politico e imprenditoriale sono state l'occasione per ribadire la carenza di personale dei Vigili del Fuoco. Il comandante provinciale Antonio Abate ha dato sostegno e supporto ribadendo il 70° anniversario è il momento per sottolineare l'importanza di questa associazione che è un vanto, caratterizzata da disponibilità e attività di altissimo profilo sociale e istituzionale, di supporto alle caserme. I volontari, che di fatto sono vigili del fuoco in pensione, curano i mezzi storici, si occupano di attività di informazione e formazione nelle scuole a centinaia di bambini. Il comandante ha poi ribadito: siamo meno di quelli che dovremmo essere, il problema c'è ed è inutile negarlo. Ha poi ringraziato il grande cuore delle tantissime persone che permettono di toccare altissime vette nel mondo del volontariato. Da questa mattina il Città di Varese ha un nuovo presidente, Paolo Girardi. Il servizio è di Silvio Tranquillini. Paolo Girardi, nuovo presidente del Varese, una responsabilità dopo una stagione non semplice, ma anche la voglia di ripartire con un passo spedito. Bravo, hai detto la parola giusta, la responsabilità. Sì, sappiamo che quest'anno la stagione è andata come speravamo e come ci eravamo augurati, ripartiamo da zero, ristrutturazione a livello societario, stiamo cercando di dare un imprinting nuovo a tutto questo progetto, porteremo avanti il discorso delle bustecche che per noi è assolutamente rilevante, punteremo molto sui settori giovanili perché è una cosa a cui teniamo parecchio e lavoreremo, appunto, basta, sperando di arrivare dove quest'anno purtroppo non siamo riusciti ad arrivare per svariate motivazioni. Quindi risultati sportivi ma anche risultati da un punto di vista societario per la crescita del... Assolutamente sì, perché è un progetto a lungo termine, come avete potuto immaginare dall'impegno che abbiamo profuso in questi anni qua, e speriamo che la città ci segua in questo nuovo corso, mettiamola così. Infine il meteo, è in arrivo il grande caldo, ci racconta tutto Luca Spriano. Le temperature massime si impenneranno, sfonderanno il tetto dei 30 gradi, arriveranno fino a 35. L'estate bussa alle porte del Varesotto ed entra. Lo certificano le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese, che già oggi prevedeva picchi di 33 gradi e che per mercoledì preannuncia punte di 35 gradi. Domani temperature in ulteriore aumento, sole ma anche passaggi nuvolosi a tratti estesi. Mercoledì proseguirà il tempo in buona parte soleggiato e afoso, con alcuni passaggi nuvolosi. Nella seconda parte della settimana il caldo potrebbe essere ridimensionato da qualche temporale, previsto l'arrivo di una perturbazione. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna domani sempre alle 19. Buona serata!